Noi teniamo duro e andiamo avanti perché sono delle USL che sono cucite su dei territori che hanno delle caratteristiche ben particolari, poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità, se l'opposizione, il PD, 5 Stelle, Tosiani, insomma i gruppi che siedono in Parlamento vorranno dire no a dei territori come anche il territorio, ricordiamo, del Bassanese, della Pedemontana, che ha dato molto in termini di servizi e che ora sta creando comunque una nuova entità, perché ripeto, un'entità che corre attorno e lungo la nuova Pedemontana, superstrada Pedemontana, con delle caratteristiche molto particolari, si assumerà la responsabilità con i cittadini nel dire no appunto a questa realtà che sta sorgendo e che ha delle caratteristiche ma anche dei presupposti ben specifici e ben definiti. Non usa mezzi termini l'assessore regionale ai servizi sociali Manuela Lanzarini in merito al riordino delle ULSS e all'ostruzionismo da parte delle opposizioni in merito alle 9 aziende sanitarie, una per provincia più quella della Pedemontana 3 e 4 e del Veneto orientale, che hanno sostituito le precedenti 22. Il rischio di questo muro alzato dalla minoranza in consiglio regionale è che tutto ritorni come prima. Noi siamo purtroppo schiavi in balia, insomma, diciamo, di questo ostruzionismo, non riusciamo più a fare nient'altro, nel senso che le commissioni non si riuniscono, ci sono tantissimi provvedimenti, per quanto mi riguarda il provvedimento delle IPA, il provvedimento delle ATER o il fondo della non autosufficienza, tutto fermo perché appunto siamo incollati in consiglio regionale ormai da giugno, 20ª seduta, sta settimana ricominceremo appunto la volta di mercoledì e i cittadini non capiscono, i veneti non capiscono come mai altre cose non vanno avanti. Anche su questo credo che l'opposizione si deve assumere una responsabilità e fare un po' un esame di coscienza.